qual è il ruolo della immuno-oncologia nei tumori urologici? Sono nuove armi efficaci? Quale, in quali casi specifici? Ne parliamo con Ugo De Giorgi, membro del direttivo nazionale AIOM. L'immunoterapia è già un'opzione ben stabilita in alcuni tumori urologici, in particolar modo nel tumore del rene e della vescica. È già disponibile nella pratica clinica nei pazienti con malattia avanzata, sia da sola che in combinazione con altre terapie. La novità in questi due tipi di tumori è che è possibile ora impiegarla, sarà possibile a breve meglio impiegarla anche come prevenzione delle ricadute nei tumori operati, in particolar modo nel tumore del rene. Il pembrolizumab ha già dimostrato di ritardare la ricaduta e dovrebbe essere disponibile a breve. Nel tumore della vescica il nivolumab ha dimostrato lo stesso, è un po' più indietro nel percorso di autorizzazione, ma presto avremo anche l'immunoterapia per prevenire la ricaduta nei tumori operati. Per quanto riguarda il tumore del testicolo e il tumore prostatico, le cose non stanno nello stesso modo. Il tumore del testicolo purtroppo gli studi non hanno mostrato, è un tumore altamente curabile con la chemioterapia o con la chemioterapia alta dose col trapianto di staminali. Quei pochi casi che non guariscono non trovano giovamento da parte dell'immunoterapia, c'è ancora da studiare. I tumori prostatici sono in una situazione un po' differente. L'immunoterapia con questi farmaci che ho appena nominato per i tumori del rene e della vescica non hanno dimostrato da soli di produrre una grande attività. Sono in corso di studio le combinazioni con i trattamenti convenzionali. Quello che ci si aspetta però nel tumore prostatico è qualcosa di più dalle nuove forme di immunoterapia, i BiTE e il CAR-T, che tanto bene stanno facendo in ematologia, sono in fase di sviluppo nel tumore prostatico. Il tumore prostatico è un tumore particolarmente anziano e spesso con comorbidità, quindi ci sono da superare alcuni ostacoli legati alla tollerabilità di queste terapie. Gli studi sono in corso, anche in Italia si stanno attivando degli studi in tal senso e ci danno grande speranza di poter ulteriormente impattare sulla storia del tumore prostatico.